Una festa antica che riporta Nuoro indietro al XV secolo, quando la comunità era poco più che un borgo di pastori e agricoltori, in cui le stagioni erano segnate dai tempi della natura e dalle ricorrenze religiose. E quella di Su Salvadore, del Salvatore, è stata per tanti anni la festa grande di Nuoro, con le celebrazioni che si concentravano attorno al santuario dedicato al Cristo nel rione di Sant'Uprido. Un appuntamento che, fino al posizionamento della statua del Redentore sul Monte Ortobene, rappresentava una delle principali feste della comunità ecclesiale nuorese. Da alcuni anni, per iniziativa dell'Associazione Culturale Coro Grazia dell'Edda, la festa religiosa e civile è tornata in auge, attirando l'attenzione di tanti nuoresi e la curiosità dei turisti. Ieri, nel sagrato del santuario dedicato a Su Salvadore, il vescovo di Nuoro, Monsignor Mosè Marcia, ha celebrato la Santa Messa, di quella che per il calendario liturgico della Chiesa Cattolica è la festa della Trasfigurazione di Cristo. Un episodio della vita terrena di Gesù, narrato in particolare nel Vangelo di Matteo e che vide come testimoni i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni. Cristo apparve avvolto da una luce abbagliante, le vesti divennero candide e venne visto dai suoi seguaci discorrere con Mosè e il profeta Elia. Una voce ultraterrena sottolineò il fatto che Cristo è il Figlio di Dio. Al termine della Santa Messa i fedeli hanno preso parte alla processione che ha attraversato le vie del rione. La statua di Su Salvadore è stata trasportata in spalla da uomini in costume tradizionale. Una liturgia accompagnata dai canti in sardo intonati dal coro Grazia dell'Edda. Un momento di fede che ha riportato Nuoro indietro di tanti anni, quando la povertà era tanta, i problemi pure, ma la speranza in un futuro migliore rappresentava una spinta formidabile ad andare avanti con fiducia. Al termine delle celebrazioni religiose sono aperte le danze e sono stati intonati i canti in sardo, così come vuole la tradizione delle feste barbaricine.